Sui miglioramenti fatti nella frazione di Giardina Gallotti di Agrigento interviene oggi il sindaco Miccichè dichiarando come l'illuminazione nel quartiere di Giardina Gallotti è stata nuovamente ripristinata nella mattinata di oggi dalla ditta incaricata già presente nel quartiere da diversi giorni per risolvere la problematica compatibilmente con le condizioni meteorologiche. In occasione del Carnevale di Giardina Gallotti sarà inoltre garantita la presenza del personale della ditta responsabile della manutenzione pubblica e illuminazione al fine di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione. La frazione di Giardina Gallotti non è stata mai dimenticata, afferma il sindaco. Il campo sportivo, che al momento del nostro insediamento versava in uno stato di totale abbandono e degrado, è stato completamente riqualificato grazie agli interventi dell'amministrazione comunale. Successivamente è stata anche realizzata un'area parco giochi completa del relativo impianto di illuminazione. Sulla rete idrica esistente sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione, inoltre è stato ripreso e aggiornato un progetto precedentemente accantonato per la realizzazione della nuova rete idrica. Tale progetto è stato trasmesso dall'ATI, Assessorato regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità, per la richiesta di un finanziamento di circa 4,7 milioni di euro. È stato altresì presentato un ulteriore progetto per il finanziamento di 2,7 milioni di euro destinati alla realizzazione del collettore fognario e al rifacimento da parte della rete fognaria. Diverse, conclude il sindaco, sono state inoltre le attività di manutenzione stradale che stanno proseguendo regolarmente, oltre agli interventi sull'arredo urbano.